a Edicola Friuli. Oggi ultima puntata della stagione, ci spingiamo lontani e andiamo nel Friuli occidentale, a Casarsa, a conoscere una nuova edicolante. Prima però di partire sfogliate insieme a me il settimanale in edicola questa settimana. Vi dico subito che si parla di mercato immobiliare. Compro casa, l'ultimo affare, questo è il titolo della copertina del numero 26, prezzi destinati a salire, ecco quali sono le località più gettonate e i costruttori chiedono meno vincoli per le ristrutturazioni. Focus anche sul due eventi, anzi un evento, la buona fotografia protagonista a Spilimbergo e a San Vito al Tagliamento, e poi intervista ad Antonella Riem, senso di comunità forte, è la storia della prima donna laureata a Udine. Focus anche su Udine, si parla di api, è tornata la buona stagione a Pordenone, la rigenerazione della città che parte anche dal sociale, e Gorizia, estate su misura per bimbi. E allora andiamo all'interno del settimanale Friuli a vedere gli argomenti principali dell'inchiesta dedicata al mercato immobiliare. Acquisto casa, caccia all'ultimo affare. Per anni il prezzo delle abitazioni in Friuli Venezia Giulia è rimasto fermo, nei migliori dei casi altrove è anche sceso, ma per il prossimo futuro ci sono tutte le condizioni per una ripresa dei valori al metro quadro. Focus sui prezzi in salita, Trieste, Grado e Lignano, poi in fermento le piazze più vivaci della regione, e qui vedete appunto che troviamo Monfalcone, Duino, Porcia, Pinzano, Tolmezzo, Sgonico, e poi una new entry che piace, Sappada è appena arrivata ma è già la regina. Proseguiamo nella lettura con la pagina successiva dedicata al mercato, che però ha bisogno di una bella rivoluzione. Il presidente dell'ANCE del Friuli Venezia Giulia, Andrea Comar, invoca un radicale cambio di passo con la revisione delle norme per le ristrutturazioni e l'aggiornamento dei piani regolatori. Finché c'è una ristrutturazione c'è speranza, questo un parere del presidente regionale e provinciale di categoria degli edili di Confartigianato. E poi abbiamo questa casa non è un albergo, ma nei prossimi anni forse lo diventerà, perché è giusto pensare anche all'abitazione del futuro e alle esigenze degli inquilini, con focus obiettivi: il disagio abitativo, l'invecchiamento della popolazione e l'emergenza giovani. E ovviamente tre spunti per chiaramente dare le risposte giuste anche dal punto di vista immobiliare. E poi eravamo pionieri della conoscenza. Antonella Riem è stata la prima laureata dell'Università di Udine che esattamente 40 anni fa iniziava la propria attività, un'epoca di grande fermento e senso di comunità. E poi invece vi dicevo le api, è tornata la buona stagione, la produzione di miele è quasi raddoppiata rispetto al 2017, nonostante alcune morie registrate a macchia di leopardo in regione. Il raccolto a fine anno dovrebbe essere da record, ma per ora i prezzi non calano. Sciami in libertà invece, pompieri nei luoghi pubblici e apicoltori nel giardino di casa, che spesso recuperano appunto anche interi alveari. E invece per quanto riguarda i prezzi del miele, la caccia è chiaramente il più richiesto e il più caro, e io dico appunto a ciascuno il suo, perché anche per quanto riguarda il miele ognuno ha i suoi gusti. All'interno del numero di questa settimana anche l'inserto Family Salute, e allora si parla di Tintarella, così il sole non lascia il segno. La bronzatura è uno dei must dell'estate, ma può danneggiare seriamente la nostra pelle. Ecco allora come prevenire l'invecchiamento cutaneo o rimediare se il danno è stato fatto. Proseguendo nella lettura, all'interno del numero in edicola da quest'oggi, Pordenone cambia volto, un dossier interamente dedicato al Friuli occidentale, sono ben addirittura 50 i cantieri previsti, e a coordinarli sarà proprio l'assessore Guglielmina Cucci in città per una riqualificazione del capoluogo della destra Tagliamento, che sarà anche un volano per l'economia e il rilancio delle imprese. E infine andiamo a concludere la nostra carrellata con naturalmente le pagine dedicate agli spettacoli. Il Friuli ha un cuore che batte ancora reggae. I pordenonesi Mellow Mode sono oggi una band più in vista a livello nazionale per il popolare genere, nato in Giamaica e diffuso poi in tutto il mondo. Una scena nata attorno al Sunsplash e oggi diffusa in diverse direzioni, e qui appunto abbiamo un focus dedicato a questa band. All'interno del settimanale
tutti gli spettacoli, gli appuntamenti, gli eventi e le mostre in programma questa settimana e naturalmente da non perdere l'intero palinsesto di Telefriuli. Bene, siamo pronti? Allora andiamo a Casarsa a conoscere una nuova edicolante per concludere questa prima stagione di Edicola Friuli. Venite con noi. Eccoci arrivati a Casarsa, siamo in Piazza Italia numero 6, a pochi passi dalla casa natale di Pierpaolo Pasolini e siamo venuti qui appunto in questa edicola, la prima volta che Edicola Friuli si sposta nel Friuli occidentale. A Casarsa accanto a me la titolare Paola Zia. Buongiorno. Buongiorno, piacere. Allora, cominciamo raccontando un po' la storia di questa edicola e la sua attività. Quando è cominciato? Beh, la mia attività l'ho rilevata dai miei genitori che sono qua dal 59 e l'edicola invece era qui accanto e l'abbiamo rilevata nel 1999, quindi non sono molti anni che la gestisco. Però i suoi genitori quindi avevano il tabacchino? Sì, solo tabaccheria, sì, edicola, anche perché c'erano tanti militari, quindi... Diciamo che Casarsa aveva un altro tipo di, sì, un altro giro e quindi all'epoca... Certo. Poi io nel 99 appunto ho avuto questa occasione e ho rilevato l'edicola che era qua accanto, come ho già detto. E quindi, come avviene molto spesso, abbiamo trovato insomma tante edicole, funziona il binomio tabacchino e rivendita di giornali, con una clientela abbiamo visto anche fissa di ritorno che già sa gusti decisi, insomma vuol dire che c'è anche un attaccamento, una fidelizzazione. Beh, sicuramente, poi qua sta in centro, c'è anche tanta gente di passaggio, quindi è un po' un'associazione tra gli stanziali e tra quelli di passaggio. Casarsa si è anche molto trasformata, com'è cambiata la città nel corso degli anni? Beh, prima appunto con i militari era un paese un po' più vivo, diciamo, adesso si sente la mancanza, anche a livello economico vediamo un po' i negozi un po' chiusi, sì, non c'è più tanto quel movimento che prima c'era. Chiaramente c'è tanta gente anche di fuori venuta ad abitare, quindi cerca di compensare un po' il movimento e l'economia del paese. I clienti, quelli più esigenti, cosa chiedono? Non so, le curiosità, qualche cosa? Beh, sicuramente riviste che sentono pubblicizzate o alla radio o alla televisione, e più che altro riviste di moda, rivista di gossip. Vanno sempre quelle quindi? Oppure il cibo. Infatti ci sono molte riviste che trattano appunto il mangiare in generale. Quindi insomma le cose settoriali piacciono sempre, le cose insomma un po' particolari. Questa edicola in centro, insomma è un'edicola molto fornita, vedo che lei ha i gusti chiari, è una cliente abituale. Guardi, il Messaggero lo prendeva mio marito appena tornato dalla guerra e continuo a prenderlo anche se sono sola. Giusto comunque continuare sempre a leggere. Il Gazzettino è mio figlio, oggi è a casa perché è San Pietro, ma è San Pietro a Roma, non qua, che è in ferrovia. E così mi ha detto di prendere anche il Gazzettino. Com'è cambiata casa? Ne parlavamo un po' anche con la signora Zia, insomma, di com'è cambiata questa città? È cambiata un po' più, meno traffico, no? È meno viva, ecco, meno viva. Una volta era più viva. Forse dicevamo c'erano le caserme militari, Sì, questo portava... voleva dire tanto. Questo anche a Udine, molte zone hanno, in particolare del centro, subito un po' insomma la mancanza poi dei militari. E poi anche sono i negozi che chiudono continuamente perché non è più gente di qua. Io sono arrivato a Casarsa da 4-5 anni, prima abitavo a San Vito. La cittadina mi piace, è bella e è tutto a portata di... Cioè, tutto a portata di mano, non manca niente comunque, è tutto... E come comunità le signore dicevano, una volta c'erano molti militari e la città aveva un'altra vitalità, esatto. Si vedono molte serrande anche chiuse. Perché comunque adesso il mondo sta cambiando, i militari ce ne sono sempre meno, ci sono poche caserme adesso e anche questo comporta incide un po' sull'economia del paese perché
Sì, questo è il... E ne approfitto una domanda, allora, Maglietta dei Rancid, estate musicale in Friuli, anche molto movimentata, ne parliamo anche sulle pagine del settimanale Il Friuli, che però questa settimana casualmente dedica l'apertura al reggae. Allora ti faccio una domandina, cosa ne pensi del reggae? Non mi piace, non mi piace, mi dispiace per quelli a cui piace. Com'è cambiata la città in questi anni? Sempre peggio. Cosa non le piace più? Era meglio una volta. Che c'erano i militari, portavano più giro, più vita o... Non c'è più nessuno qua, neanche più negozi, tutto chiuso. Non abbiamo niente qua a Casarsa, Niente. Poveri vecchi, vero? Una piccola cittadina che ha qualcosa da dare, insomma, più dei piccoli paesetti dove siamo noi a abitare. Lei abita in uno dei borghi praticamente, anche più... Arzene. Arzene. E... Non è male, è un piccolo paesello, però si sta bene, insomma. Però è anche bello, insomma, in mezzo alla natura, si stacca un po' dalla città. Certo, si sta bene. Perché è in centro e dopo si può andare dove si vuole, al mare, in montagna, qualunque posto. Lei è straniera? Sì, sono Ecco. spagnola. E quindi dalla Spagna, di dove? Le Isole Canarie, a Tenerife. E fa l'esatto contrario di tanti friulani che invece dal Friuli si trasferiscono. Ero in Venezuela, ho trovato un marito di Arsene e siamo lì. E quindi insomma le piace questa scelta? Sì, tutto bene, io mi adatto a tutto. Beh, però non sono tanti, cioè ne abbiamo trovati diversi di spagnoli che si sono poi trovati bene in Friuli e piace, insomma, anche se qua c'è più nuvole e pioggia che sole. Ma certo, ma uno basta adattarsi, c'è la famiglia e di conseguenza nella casa i ragazzi crescono, i nipoti nascono e si sta bene, insomma. Abbiamo appena incontrato una signora che è originaria delle Tenerife, è venuta ad abitare nel Pordenonese ad Arzene. Cosa ne pensa? Insomma, i Friuli, vabbè, lei viene da Trieste, insomma, lì in mare si sta bene, Sì, è bello. sì. Però ha appeal anche per chi vive, insomma, in posti soleggiati e poi viene qua. Ma il Friuli è una regione bellissima, indipendentemente da Trieste, Udine, eccetera. Per me si vive bene, insomma, non è male. Poi insomma anche la gente è simpatica, il vino è buono, si mangia bene. Dove si vive meglio di qua? Edicola Friuli finisce qui, come vi dicevo ci prendiamo una piccola pausa per l'estate e torneremo tra qualche settimana. E naturalmente ringrazio Paola Zia per averci accolto qui a Casarsa. Piacere mio. Bocca al lupo ovviamente per tutto e che dire, vi auguriamo una buona e felice estate, ci rivediamo tra qualche settimana sempre qui su Telefriuli e l'appuntamento è sempre naturalmente in edicola ogni venerdì con il settimanale Il Friuli. Ciao a tutti!